Cari amici di Sicilia Magazine, ci troviamo da Zoo Centro Culture Contemporanee perché si tiene oggi il Revaluation Day Sicily, un evento importantissimo a livello regionale ma anche nazionale. Tanti gli ospiti invitati, tanti gli speaker che parleranno di managerialità e di leadership, di skill, insomma tutto quello che serve per far crescere la propria azienda. Quest'anno siamo riusciti a portare a Catania per il suo primo evento in Sicilia Luca Mazzucchelli, che è una delle voci più accreditate in Italia sulla crescita personale e sulla leadership valoriale. Due concetti fondamentali che vanno di pari passo, cioè una crescita valoriale porta con sé una leadership importante all'interno dell'azienda, che non è solo il manager. Essere leader nella propria azienda vuol dire anche riuscire a fare il proprio lavoro in maniera gratificata e condivisa con il proprio staff. Questo è l'evento più importante che facciamo in Sicilia, gli altri eventi li stiamo realizzando su Milano e poi degli eventi durante l'anno dove affronteremo i temi della negoziazione, della comunicazione strategica e delle vendite. Credo che la cosa principale sia aiutare il manager a capire che tutto quello che si fa riguarda oltre le cose materiali, oltre gli strumenti, oltre i processi. Riguarda principalmente il modo in cui concepiamo la vita, il mondo e poi, per essere più pragmatici, anche il lavoro. Quindi cambia proprio la concezione del lavoro, cosa significa lavorare, e farlo con dei manager che magari per 10, 20, 30, 40 anni sono stati abituati ad un mondo molto più meccanico. È difficile, però è la sfida più importante, credo sia la cosa che farà di più la differenza in questi anni. Le generazioni più giovani hanno una voglia di fare incredibile, ma hanno anche una mentalità molto diversa, quindi l'ostacolo che si trovano ad affrontare è comunque inserirsi in un sistema che ha le sue regole, quindi la sfida principale è quella di aiutarli a rispettare queste regole e pian piano aiutarli a evolverle, a cambiarle, a migliorarle dove possibile. I valori sono una cosa fondamentale, se mi permettete sono sia il timone come se fosse una barca, cioè ti dicono in che direzione devi andare come persona e come azienda, ma i valori sono anche il carburante, cioè quello che ti permette di muoverti, che ti dà la motivazione per raggiungere i tuoi obiettivi. Secondo me la cosa più importante, che viene sempre sottovalutata, che è anche una caratteristica fondamentale dei leader, è quella di riuscire a far crescere chi sta attorno, quindi la capacità di ascoltarli, di vederli, di capirne anche i silenzi e di capire come farli crescere come professionisti, ma soprattutto come persone. Parto dal presupposto che la felicità è una nostra scelta, ma anche l'infelicità è una scelta. Ma siamo qui in un paese, oltre che in una città che è meravigliosa, una terra che è sacra, per cui la felicità è un qualche cosa che appena tu guardi dove sei a livello geografico è già qualche cosa che ti appartiene. Ma oggi dobbiamo sempre di più saper navigare un mare che è abbastanza burrascoso, e non mi riferisco naturalmente al vostro mare, ma a livello mentale abbiamo bisogno di riportarci nella nostra centratura interiore, perché è da noi che dipende questa felicità che possiamo poi donare alle persone che incontriamo. Oggi qui parlerò del metodo Happy Genetica, perché quando parliamo di felicità non è soltanto un aspetto psicologico, ma è prima di tutto un aspetto biologico, fisiologico. Noi ogni giorno possiamo stimolare il nostro complesso organismo ad essere proattivamente felici, ma non è un ideale di felicità psicologica, torna a dire qualcosa di pratico, e oggi non vedo l'ora di farlo sperimentare. Ma io credo che un leader è una persona che è in grado di indicare una direzione, e il mondo cambia alla velocità della luce, ci sono queste nuove tecnologie che avanzano, tante delle cose che oggi ci sono probabilmente potremo farne a meno, ma non della leadership, cioè di qualcuno che sia in grado di guardare avanti e di ispirare le persone per andare in quella direzione. Credo più nello specifico che la leadership oggi abbia più bisogno di ieri di umanità, di unicità, di autenticità. Io credo molto che la leadership sia una competenza, in quanto tale si può allenare, si può migliorare. Io la vedo un po' come suonare uno strumento, e mi rendo conto come quando è che si finisce di imparare a suonare la chitarra? Mai, perché c'è sempre qualcosa in più che puoi fare, no? E ogni volta che suono una nota stonata imparo qualche cosa su come poi meglio correggermi e migliorarmi. La leadership secondo me funziona allo stesso modo. Il primo punto per essere buoni leader sia quello di assumersi le responsabilità, spesso anche assumersi responsabilità che magari non ti competerebbero. A me piace questa idea della leadership. Un leader è ciò che fa quando nessuno lo guarda.